Benvenuti a Cavriana, nella pasticceria Parolini. Oggi vi presentiamo la torta di San Biagio, che è il dolce tipico del paese. Qui abbiamo già uno stampo foderato per i tempi. C'è una base di frolla fatta con uova, farina, zucchero, strutto, burro e c'è anche un po' di anice. Qui abbiamo il ripieno che viene fatto con mandorle, cioccolato, zucchero, uova e del rum. Le mandorle sono circa il 50% della torta, perché è l'ingrediente principale, perché tutte le famiglie qui avevano i mandorli. E quindi è una torta proprio che veniva fatta qua a Cavriana con i prodotti di Cavriana proprio. E viene inserito all'interno dello stampo, lo stendiamo bene che viene pareggiato nello stampo. E poi alla fine viene decorata con una griglia sempre fatta in pasta. Così è pronta da cucinare e viene infornata a 180 gradi per circa 20 minuti. Questo dolce ha il marchio Deco per proteggere il dolce dalle copie, che può essere prodotta solo a Cavriana, dei produttori di Cavriana, e se volete insomma il dolce di San Biagio originale dovete venire a Cavriana. Vi aspettiamo a degustare questa torta che si può abbinare con un vino passito delle nostre colline della zona.